Siamo con Sabrina Dorio della CISL di Padova e Rovigo. Ci sono stati dei rincari sui biglietti ferroviari per i treni regionali. La CISL come vede il problema? Cosa intende fare? Il problema fondamentale è che la Regione ancora una volta ha deciso senza confrontarsi con nessuno, neanche per fare quantomeno un'informazione preventiva e quindi mettere anche i cittadini a conoscenza di quelle che erano le scelte e i suoi orientamenti. La Regione si giustifica dicendo che con l'aumento dei chilometri serviti, quindi a fronte di un aumento di 700.000 chilometri di treni che sono stati dati, c'è la necessità di recuperare risorse per questo pagamento e quindi hanno fatto cassa tentando di recuperare con questi aumenti 9-10 milioni. Questa è l'ennesima riprova di come si fa cassa con modalità così un po' a foglia di carciofo senza fare una politica generale di economia e di razionalizzazione. Nessuno in questa regione ha ancora messo a punto un piano che riguarda l'intermodalità, quindi la gestione complessiva di quello che è il trasporto pubblico locale, anche a livello regionale, perché abbiamo una miriade di aziende di trasporti anche su gomma che non fanno rete, che magari moltiplicano i chilometri, in questo modo non garantendo servizio. Non si è ancora arrivati a nessuna modalità di biglietto unico né di sistemi di risparmio per gli utenti. Quindi questa è ancora una volta la dimostrazione di come, a fronte di un arrivo magari del bonus degli 80 euro da Roma, a livello locale ci possono essere dei rincari perché le politiche che si enunciano a Roma non sono poi tarate in modo concreto nel territorio con riorganizzazioni fatte in modo sistemico. Quindi noi diciamo alla Regione la prima cosa è da fare rete sui servizi nel territorio per fare una riorganizzazione complessiva e avere un vero risparmio senza andare a ricadere ancora una volta sulla tasca dei cittadini. E dall'altra parte, che è fondamentale, non coprirsi dietro un dito, perché in questa maniera si continuerà a far cassa dicendo io ti ho dato un servizio ma devo recuperare risorse. È vero che chi ha l'abbonamento non è stato toccato, però è anche vero che molte sono le lamentele degli utenti sui servizi che vengono offerti.